Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti, o meglio bentornati al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Fardis si apprestano a raccontarvi Lions Bruneck e la gara conclusiva della quinta edizione della Sardegna Handball Cup, con le squadre ormai prossime all'inizio della partita, intente a salutarsi ai confini del Taraflex del palazzetto sassarese. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla Bruneck di coach Leo Sartori, che ha a sua disposizione il numero 1 Rami, il numero 2 Haller, il numero 7 Eichner, il numero 8 Gatterer, il 9 Pirchler, il 10 Ilber, l'11 Maurberger, il 12 Milesi, il 13 Abicher, il 16 Leitner, il 17 Steger, il 18 Mulliri, il 21 Irschara, il 23 Offer, il 38 Kostner e il 39 Kaufmann. Per quello che riguarda invece la squadra sassarese allenata da Florentina Pastor, con il numero 1 c'è Datku, col 2 Podighe, col 5 Scanu, col 6 Lepori, con l'8 Polo, col 10 Doro, col 13 Doneddu, col 14 Fenu, col 22 Bonnet, il numero 25 è Balata, al 30 Rivetti, il 12 Masia, l'88 Porcu e il 99 Furesi. Ormai tutto pronto per l'inizio di questa gara conclusiva, agli ordini dei direttori di gara, che sono Enrico Baroffio e Pina Mulas. Lions che nel corso del primo tempo attaccherà da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione: maglia verde, pantaloncini neri, quasi tutto in nero invece il Bruneck, fatta eccezione per inserti gialli presenti tanto nelle maglie quanto nei pantaloncini. Iniziata la partita, lavora il primo pallone, il primo attacco della gara, la squadra di Pastor, che fa girare il pallone con centrale e terzini. Rivetti la lascia lì per Scanu, ci mette una mano Haller e arriva il primo intervento arbitrale ad assegnare il 9 metri alla squadra sassarese. Scanu per Polo, il palleggio del numero 8 che cerca il taglio di Bonnet. Nuovo possesso per la Lions, il palleggio di Scanu, palla per Polo che quasi la riceve col muso, poi Rivetti esalta i riflessi di Rami. Abicher a premiare la corsa di Irschara, poi il cambio di direzione di Abicher che lascia lì Bonnet, e del numero 13 del Bruneck il primo gol della partita, che arriva dopo poco più di un minuto. Scanu per Polo, Rivetti, arriva l'anticipo che nega almeno in un primo momento la ricezione a Rivetti, che poi viene pescata da Bonnet, palla che viene giocata sull'ala destra per Balata, che non trova però lo specchio della porta. Haller, Maurberger, Abicher, pallone ora controllato da Hilber, rimane a terra Mulliri, lontano dalla palla. Maurberger per Abicher, il bel ribaltamento in ala, il tiro di Hilber viene, anzi scusate, il tiro di Irschara viene parato da Furesi. Qua Rivetti che si ritrova in qualche maniera il pallone tra le mani dopo aver rischiato di perderlo in almeno un paio di circostanze. Intervento falloso ai suoi danni che origina il 7 metri che sarà battuto dal capitano Lions Sarascanu. Duello individuale con Rami, parte Scanu, la parata con il piede del portiere classe 2006 nata a Brunico. Qua Abicher per Mulliri, tiro che va a sbattere sul palo, controlla Balata, perfeziona la ripartenza a Rivetti, che poi scambia con Polo. Lions che varca ora la linea mediana. Ancora secco di vittorie la squadra di Pastor, una vittoria e una sconfitta per Bruneck. Gara decisiva per l'assegnazione delle
della seconda, della terza e della quarta piazza. Già campione in carica il Paceco, che ha vinto tutte e tre le gare fin qui disputate, l'ultima delle quali si è conclusa non troppi minuti fa e che ha visto le siciliane vincere contro il Taufers con il punteggio di 35-24. Palleggio di Polo che prova senza riuscirci a liberarsi di Abicher. Scanu mette palla per terra, cerca Bonnet, buono il gioco a due, arriva il gol di Chiara Bonnet. Lions che toglie lo 0 dalla casella dei gol segnati dopo poco meno di 4 minuti. Maurberger solo potenza nel suo tiro. Polo, Scanu, palla non precisissima per Rivetti, rimane a terra Scanu, può correre Maurberger, deve arrendersi Polo, pallonetto fuori misura di Maurberger. Non paga dazio dunque per la palla persa un po' banale la squadra di casa. Apertissime sulle ali Poddiga da una parte, Balata dall'altra, cerca la posizione sui 6 metri Bonnet. Polo, Scanu, ancora Polo, si libera della guardia avversaria. Abicher riesce in qualche maniera ad arginarla, la difesa di Brune che se l'ha fatta attirare dal movimento delle giocatrici senza palla. Polo ha potuto giocare l'1 contro 1 con Abicher. Rivetti, Polo, Poddiga, Scanu, Haller la rallenta, poi Rivetti, lo scarico per Balata, ma prima il fischio di Baruffio per il fallo commesso di fatto in tandem da Maurberger e Irshara. Polo, Poddiga, Scanu, Rivetti, Balata. Lions che hanno sì perso entrambe le partite, ma in quella di stamattina contro il Taufers si sono evidenziati diversi passi avanti per la squadra di Pastor. Qui Polo regala palla a Hilber, può scappare Mulleri che dà un'occhiata a Furesi, realizza il gol del 2-1 dopo poco più di 6 minuti. Polo, Rivetti, Polo per Scanu, si fa vedere Rivetti, il pallone è per il numero 30, difesa molle di Brune che si scusa, Haller ne approfitta, Ludovica Rivetti, pari 2. Abicher, Haller, Maurberger, Irshara, torna da Abicher, ancora Maurberger, no look, bella palla per Mulleri, secondo gol del pivot di origini sarde che ne aveva segnati 3 nelle precedenti 2 gare disputate. Va colpita Haller da Rivetti, il fischio è comunque in favore della Lions. Rivetti da Polo, Scanu, Poddiga, Scanu ai 9 metri non trova lo specchio della porta, arriva comunque il cenno di approvazione di Pastor dalla panchina per la buona costruzione del tiro. Abicher, Haller, si muove Mulleri, c'è spazio per Abicher, si va dall'altro lato per Maurberger, parata di Furesi col piede sinistro, resa vana dall'intervento arbitrale. 8 minuti e spiccioli giocati nel primo tempo, siamo 3-2, ora 4-2 per
Brunek. Primo doppio vantaggio della partita per le ragazze di Sartori. Qui Polo ci prova da lontano, sfiora Rami quel tanto che basta per evitare il gol della giovanissima classe 2004. Qui brutto errore di Maurberger dai 6 metri. Graziato il non eccelso rientro difensivo della formazione sarda. Polo, Rivetti, Polo per Scanu, un'occhiata a Poddighe. Rivetti, Polo, Scanu, Poddighe, la palla per una compagna che non c'è, Maurberger si tuffa e recupera e poi raggiunge Mulliri, la parata di Furesi, altro errore dai 6 metri, poi l'invasione di Mulliri. Furesi salva le sue compagne dal -3. Rivetti, Polo, ancora per il 30, Scanu, sale Poddighe che taglia in posizione di doppio pivot. Polo per Rivetti, aggressiva Pirchler, Balata, esce forte Irciara, 9 metri di battuto da Poddighe. Polo dà un'occhiata a Scanu e la serve, alla schiacciata a terra per Poddighe, ci mette una pezza Pirchler intuendo la linea di passaggio, la palla lunga per Hilber, va a centrare il palo, altro errore dai 6 metri per Brunek. In qualche maniera Lions che rimane a contatto anche grazie agli errori al tiro della squadra di Sartori. Polo, Rivetti, Scanu, rallentata da Mulliri. Partita che si ferma, 10:49, time out Pastor, e allora piccola pausa anche per noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Nuovamente in campo Brunek, Lions Sassari dopo il time out chiamato da Pastor. 4-2 per la formazione giallo-nera che ora si difende dall'attacco che ora passa per le mani di Polo. Rivetti mette palla per terra, Polo cerca lo spazio per il tiro, palla che varca la linea. Il gol di Irene Polo, primo nel suo torneo, che riporta la Lions sul -1. Haller, Abicher, Pirchler,
campo per Offer, anche giovane, classe 2005. Haller, si muove Mulleri, il pallone è per Pirchler, la parata di Furesi, che poi va vicino da Polo dopo aver pensato per un attimo alla palla lunga per Balata. Rivetti, Scanu, grande idea, manca un po' di precisione al suggerimento per Bonnet, arriva la palla persa con l'intervento di Furesi e poi è sfortunata traiettoria che si impenna e che termina sul fondo della rete. Gol di Offer che ne ridà 2 di vantaggio a Brunek. Polo per Rivetti, ai 10 metri, ora Scanu, ancora per Polo che forza la conclusione, troppe mani addosso per il numero 8. Palleggio ancora di Polo, poi Scanu va con lo scavalcamento a liberarsi di Abicher, ci riesce, buona giocata qui del capitano classe 2003, la squadra di Pastor. 5-4 il risultato. Haller per Pirchler che sfrutta le sue lunghe leve per trafiggere Furesi. In piedi a fianco a Sartori, verosimilmente pronta a entrare un'altra giovanissima Miriam Kostner. Scanu, Polo, palla persa per la Lions, può correre Pirchler, non molla qui Rivetti. 2 minuti quasi scontati per lei, che si sacrifica per i prossimi 120 secondi pur di negare un tiro facile al terzino classe 2006. Nata a Bolzano, Pirchler. Esecuzione perfetta qui di Abicher. Primo tentativo di fuga di Brunek, punteggio di 7-4. Quando stiamo per arrivare al giro di boa di questo primo tempo. Scanu per Poddighe. Polo, ricezione negata a Balata, allora Fenu, Polo, eccola Balata, fermata da Pirchler. Ora pallone che transita tra le mani di Scanu. Mulleri la abbraccia con eccessiva intensità. Polo, Scanu, Poddighe, Scanu per Polo, si fa vedere Balata. Ora senza pivot la Lions affronta così Pastor l'inferiorità numerica. Polo, altro intervento dei direttori di gara, lo ricordiamo una volta ancora, sono Enrico Baroffi e Pina Mulas. Attacco Lions sotto passivo, il palleggio di Scanu, poi Poddighe, fallo di Hilber, deve tirare Scanu, forza un po' e con l'aiuto di una Rami non perfetta trova la via per realizzare il 7-5. Pirchler, Abicher, Haller, Pirchler, Abicher, Haller, è rientrata Rivetti. Pirchler dai 9 metri, ancora Bersaglio, il numero 9, secondo gol nella partita, nel torneo, per lei che non era riuscita ad andare a bersaglio nelle gare giocate contro Taufers e Paceco. Scanu,
Polo, Rivetti, Scanu, si muove Fenu, palla fuori per Rivetti, interviene irregolarmente su di lei Haller. Polo, forte Mulliri, Rivetti, Fenu, Rivetti va a pizzicare il secondo palo, non bene qui Rami, si fa un po' sorprendere dalla conclusione comunque molto precisa di Ludovica Rivetti. Lions a contatto, ultimi 13 del primo tempo, 8-6 per Brunek che ora attacca con Haller che si libera di Rivetti e la ferma con le cattive. Abicher, Pirchler, brutta palla persa qui da Brunek. Lions che assapora la possibilità di riportarsi a strettissimo contatto sul -1. Rivetti, Polo, Scanu, Poddiger, Polo, palla controllata da Rivetti, imbeccata Balata, ha parato Rami. Abicher va a pescare la corsa molto ben fatta di Offer, un po' pigra la squadra di Pastor qui nel rientro difensivo, allora dal potenziale -1 al -3. Poddiger, Rivetti per Balata, Polo, Scanu, Polo, Rivetti, cambio di direzione contro Haller, aiutata da Pirchler, 9 metri battuta da Fenu. A terra Balata, si gioca con Polo e cerca di inserirsi centralmente tra Haller e Abicher. Rivetti, Scanu, Poddiger, Scanu per Polo con lo scavalcamento su Haller, poi tira praticamente da terra, si gioca Haller, è già scappata dall'altra parte Hofer che segna una sorta di déjà vu di quanto accaduto non troppi secondi fa. Brunek che aggiorna il massimo vantaggio ora sul +4. Polo, Rivetti, Scanu, campo nuovamente per Bonnet, Polo praticamente sollevata da terra, si gioca Scanu, Poddiger, Scanu si alza dai 9, tiro che manca di precisione. Arriva stavolta il time out di Sartori, 20 minuti 5 secondi giocati nel primo tempo, 10-6 Brunek, time out in campo, piccola pausa anche per noi. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione. La struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna.
3 gol di Mulli e Offer da una parte, 2 di Scanu e Rivetti dall'altra. Queste le migliori marcatrici della partita, l'ultima della quinta edizione della Sardegna Handball Cup che vi stiamo raccontando dal Palasantoru, con Brunek in vantaggio per 10-6. Ora noi in cronaca diretta a raccontarvi l'uscita dal time out delle ragazze di Sartori. Controlla Pirchler, ora Abicher da centrale, ora per Brunek gioca Steger, eccola a ricevere, si fa vedere Offer, Pirchler, Abicher cerca e non trova Kostner, palla recuperata dalla squadra sassalese, tentativo di Rivetti di andare da Poddighe, troppa fretta per Rivetti, si infuria Pastor. Abicher scambia con Steger che coinvolge anche Pirchler nella circolazione, riceve nuovamente il numero 9 che va a cercare in ala Offer. Abicher, Steger, Kostner, palla un po' bassa per Abicher, Pirchler si alza dai 10 metri, palla che colpisce il palo, la raccoglie Offer e non si fa pregare, la scaraventa alle spalle di Furesi. In campo ora Masia, Polo, Rivetti, ecco Masia, invasione del numero 12. Ora, come spesso accaduto in questi 3 giorni, qualche errore di troppo, un Brunek che può provare a scappare sul serio. Abicher, pallone per Pirchler che si ritrova in posizione di ala, tiro parato da Furesi. Polo per Rivetti, salgono in tandem, 8:30. Poddighe, Polo cerca il tiro, sporcato dalla difesa, non c'è fallo. Riparte Brunek con Abicher, in qualche maniera Rivetti complica e nega la ricezione ad Offer. Polo, Poddighe, si muove Fenu, Polo fermata da Pirchler, Fenu ha già battuto il 9 metri. Prova il tiro Polo senza aver creato chissà che vantaggio. Conclusione che termina al lato. Il palleggio di Abicher, l'elevazione di Pirchler, forse la deviazione del muro, così è. Pirchler, Steger, Abicher chiama palla a Kostner che ha un evidente vantaggio fisico contro Bonnet. La circolazione per ora è perimetrale. Steger, Abicher in ala da Hofer, sta sbagliando poco se non nulla, già 5 gol per il numero 23 di Brunek. Lions doppiate sul 12-6, poco meno di 6 minuti all'intervallo. Polo riesce a scaricare per Poddighe, ma prima l'intervento falloso di Steger. Ancora Steger contro Polo, palla che arriva a Poddighe che non trova la porta. Abicher, Steger, scambiano 13-17. Pirchler, il movimento di Leitner, tiro che va a sbattere sulla traversa.
Rientra Scanu, che prende il posto di Polo, che va a rifiatare in panchina. Poddighe per Scanu, un'occhiata a Fenu, poi la palla persa, non la prima nel torneo dalla squadra di Pastor. Pirchler va in ala da Leitner, che è ancora alla caccia del primo gol del torneo. Arriva nel frattempo invece il 13° di squadra, firmato da Milesi. Per lei è invece il primo gol del torneo. Rivetti per Scanu, si fa vedere Poddi che chiama palla a Fenu, posizionata tra Abicher e Steger. Rivetti, Scanu, Poddiga ai 9, Scanu per Rivetti, si va da Masia, tiro parato da Rami, altra invasione di Viola Masia. Lions ferme a quota 6 ormai da un bel pezzo. Abicher, dimenticata in ala Leitner, che non trova modo di battere Furesi, ma solo all'esterno della rete. Scanu, si fa vedere Masia, che ora gioca sull'ala sinistra. Rivetti, arriva Pirchler, poi l'intervento falloso su Bonnet. Per Sassari l'opportunità di salire a quota 7. Sul punto di battuta Ludovica Rivetti, palo gol, -6 Lions, 2 minuti e 17 all'intervallo. Abicher, Steger, Pirchler, Leitner, Steger, palleggio e lo scambio con la compagna Milesi, poi Pirchler, ancora Leitner, ora in posizione di terzino con Abicher che se l'ha allargata. Pirchler, Abicher si mette in proprio, va a trovare il secondo palo. Primo tempo che volge ormai al termine. Rivetti, Bonnet, Scanu, ancora Rivetti, non si capisce con Bonnet, che ora è un valorante e inizialmente chiede un cambio che probabilmente Pastor non le concede. Allora Bonnet sta in campo. Nel frattempo però si alza Poddighe. Ultimo minuto prima dell'intervallo. Balata, Rivetti, tiro schiacciato a terra, traiettoria ben letta da Rami. Steger ha cercato Leitner, ha trovato solo il fondo del campo. Ultimo attacco del primo tempo per la squadra di Pastor. Scanu, Rivetti per Bonnet, Balata, Bonnet, Rivetti, Balata, ha parato Rami, ha raccolto Abicher, ha ricevuto Steger che prova a far correre Milesi.
palla troppo lunga, e allora ci sono ancora 5 secondi. Ci proverà Scanu dai 10 metri, la parata di Rami che tocca ma non basta. Si chiude col gol di Sara Scanu il primo tempo al Palasantoru, 14-8 per Brunek. Noi ci prendiamo una piccola pausa giusto al tempo per rifiatare un po', ci risentiamo fra una decina di minuti circa per gli ultimi minuti di partita e torneo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Amici di Directa Sport, bentornati al Palasantoru, ultima mezz'ora nella quinta edizione della Sardegna Handball Cup che inizia con Brunek avanti 14-8 contro la Lions Sassari. È scappata nel finale di primo tempo la squadra di Sartori. Sassari gli ha fatto fatica a trovare la via del gol con continuità, qualche palla persa di troppo. Da qui, dalla somma di tutti questi fattori, è arrivato il +6 con il quale le squadre sono rientrate sul terreno di gioco.
Primo tiro che non va a bersaglio per Brunek, allora Scanu dall'altra parte per Rivetti che schiaccia a terra, Rami in qualche maniera a compiere l'ennesima parata della sua 2 giorni. Brunek che in caso di vittoria chiuderebbe al secondo posto, lasciando Sassari all'ultimo. Pacheco che ha vinto la prima partita del pomeriggio aggiudicandosi il torneo, che ha chiuso a punteggio pieno. Nel frattempo arriva il primo gol della ripresa, a firmarlo è Sandra Gatterer. Punteggio di 15-8. Sassari che muove palla con Polo e Rivetti. Sale Balata. Polo prova a metterci una mano Eichner. Polo riesce a trovare il secondo palo, stavolta Rami non può intervenire e allora primo gol della ripresa anche per Sassari, che però ne ha ancora 6 da recuperare. Haller, scusate. Servizio per Maurberger, traiettoria ben letta da Rivetti, prova a scappare Balata, ci mette una mano Maurberger, rimessa al lato già battuta dalla stessa Balata. Rivetti. Scanu e Polo. Rivetti. Scanu. Polo mette palla per terra, rischia l'infrazione di passi, poi va a centrare involontariamente, scusate, Maurberger. Colpita al naso probabilmente la giocatrice ex Campo Tures Bressanone. Problema del gol, quello palesato dalla Lions, 14 nella prima sfida col Pacheco, 16 in quella di stamattina con il Taufers. La media è più o meno quella anche per quello che riguarda questa partita. Qui Maurberger da Eichner, 17° gol nel torneo per Eichner, che deve fare un simil miracolo per togliere il premio di migliore marcatrice a Galarios, che ha segnato 26 volte, quasi 9 di media per il pivot di Pacheco. Scanu, palleggio è quasi un consegnato per Rivetti, poi Scanu, Polo ai 9 metri, finta al tiro, alza per Poddi che è troppo. Haller, bella palla molto precisa per Mulleri. Quarto gol della giocatrice di origini sarde. Scanu, Polo, si apre tanto spazio nella difesa di Brunek, Polo è brava ad approfittarne, raggiunge Scanu e Rivetti come migliore marcatrice in casa Lions. Arriva il time out di Sartori dopo 4 minuti e 2 secondi nella ripresa, 17 Brunek, 10 Lions, time out in campo, piccola pausa anche per noi. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione. La struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna.
Nuovamente collegati in diretta con il Palasantoro di Sassari, 7 gol di vantaggio per Brunek. Ora palla in mano per Haller che ribalta in ala, palla troppo alta per Mullidi. Arriva la persa di Brunek, non la migliore uscita dal time out immaginabile per le ragazze di Sartori, che si avvicinano a piccoli passi alla seconda vittoria in 3 gare, quindi al secondo posto in questa quinta edizione della Sardegna Handball Cup che vi abbiamo raccontato dal Palasantoro. Prima gara ieri alle 10, ultima ora in corso. Tanto spazio per la corsa di Gatterer che non sbaglia. Poddighe, Scanu, Polo, Bonnet, Balata, taglio di Bonnet in posizione di doppio pivot, palla arretrata di Balata per Scanu, arriva un'altra persa per le leonesse turritane. Mullidi, campo anche per Kaufmann, classe 2007, palla che nel frattempo arriva in ala da Gatterer, tiro parato da Furesi. Scanu a cercare il taglio di Bonnet, altra incomprensione. Ora Kaufmann per Haller. Eichner ora gioca da pivot di fatto, il tiro di Maurberger, la sassata dell'11 che trova la via del gol, il 19esimo di squadra per Brunek che si avvicina alla doppia cifra di vantaggio. Bonnet, Polo, Scanu, rientra Rivetti, Bonnet, Polo, tiro complicato, un po' forzato quello dalla giovanissima numero 8 della squadra di Pastor. Dall'altra parte Maurberger, para Furesi, raccoglie Gatterer e gonfia la rete sassarese. Altro doppiaggio, 20-10. Polo, Rivetti, Bonnet, Scanu prova a liberarsi in palleggio della marcatura di Maurberger. Cronometro che continua a correre, continuano a ridursi le speranze della Lions di trovare almeno un punto in questa Sardegna Handball Cup. Il controllo di Balata, poi Rivetti prova a disorientare Eichner, non ci riesce. Scanu, Polo, palleggio di Polo che si beve in velocità Kaufmann, tiro che scheggia la parte alta della traversa. Maurberger, Kaufmann, Haller, lascia lì Poddi che prova a metterci una pezza a Polo, quantomeno evita il gol numero 21 o quantomeno lo rimanda. Kaufmann, Maurberger, Kaufmann da Haller, la finta, tiro che sbatte sulla faccia esterna del palo sinistro. Polo, il palleggio di Scanu, si muove Bonnet, palla regalata a Kaufmann, allora c'è spazio per Maurberger, la corsa di Hilber che perde contatto con il pallone al momento di scagliarlo verso la porta avversaria. E allora arriva un altro time out, stavolta
lo chiama Pastor. 9 minuti 7 secondi giocati nel secondo tempo. Brunek 20, Lions 10, time out in campo, piccola pausa anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Rientrano in campo Lions e Brunek, 10 gol a separare le contendenti, ultimi 20 minuti e mezzo di gara e di torneo al Palasantoru. Rivetti, Scanu, servizio per Rivetti che si libera dalla marcatura avversaria, poi prova a premiare il taglio in posizione di doppio pivot di Balata. Si infila Scanu, para Rami, rimane a terra Scanu, poi Rami anticipa di pochissimo Poddiger e fa ripartire l'azione delle sue. Maurberger per Eichner, forte Bonnet. Haller, Kaufmann scambia con Maurberger. Palleggio del numero 39 che tira centrando Bonnet, raccoglie Polo, riceve Scanu, ora Rivetti, Polo e Scanu, cerca la posizione Bonnet, Scanu la lascia lì per Rivetti, pallone ancora per il capitano Lions, poi tira Rivetti, ha capito tutto Rami, raccoglie Poddiger, sussulto Lions, però hanno ancora tanti, forse troppi gol da recuperare. Kaufmann, Maurberger, cercata Eichner sui 6 metri, fermata da Rivetti, 7 metri per Brunek che può ritrovare la doppia cifra di vantaggio. Entra Porco in porta per negare o provare a negare la gioia del gol a Kaufmann, impresa che non le riesce. Segna il centrale classe 2007 Nata Brunico. Polo, Rivetti, Polo per Scanu, Poddiger, Scanu, Polo prova con lo scavalcamento a liberarsi di Maurberger. 2 minuti per il numero 11 giallo-nero. Arbitri che hanno anche fermato il cronometro. Polo,
Rivetti. Polo per Scanu. Fa girare la palla centrale Terzini Lions, poi la palla imprecisa di Polo per Rivetti, ma disturbata dal fallo ravvisato da Baruffio. Scanu. Polo. Rivetti. Prova a forzare il numero 30, respinto Rami e la palla vagante viene raccolta da Kaufmann. E allora Haller. Ancora Kaufmann. Arriva il taglio di Irshara, non visto né da compagni né da avversari. Kaufmann, Pirchler. Poi viene fermata fallosamente Irshara. Già battuto il 9 metri. Haller per Hilber. Scontro duro con Polo. Kaufmann. Ecco Haller. Duello tra numeri 2. Abbracciata fallosamente da Podig. Consulto arbitrale prima di far ripartire la gara. Gara che riparte ora e che si accinge a entrare nell'ultimo quarto. Polo. Scanu. Polo, Rivetti. Scanu, si muove Bonnet ora tra prima e seconda, arriva il taglio di Balata a darle sostegno sui 6 metri. Bonnet, Rivetti, Scanu, Polo. Fallo di Hilber. Scanu, Rivetti. Polo. Un'occhiata a Podig, ribaltamento pericoloso da terzino a terzino, trovata comunque Rivetti. E viene fermata dalla lunghissima Pirchler. Da lontano qua ci prova Scanu, disinnesca Rami. Kaufmann, Pirchler, Kaufmann, Maurberger, Hilber. Se passi di Kaufmann perdonati dagli arbitri. La parata, scusate, di Furesi sul tiro di Pirchler. La parata di Porcu, scusate. Viviana Porcu che ora occupa i pali della porta Lions da qualche minuto. Rivetti. Scanu. Palleggio del capitano, poi Rivetti, spazio per Scanu, lavora stavolta male in difesa Brunek, ne approfitta Sara Scanu. Pirchler, Irshara, Kaufmann, controlla Maurberger, Hilber, Pirchler, Kaufmann, ha preso posizione Kostner che non riesce a controllare. 21-12. Polo. Rivetti. Scanu. Bonnet. Prende bene posizione. E gonfia la rete. E la porta difesa da Rami. Lions che risale fino al meno 8. Kaufmann, Pirchler, palla bassa che Kaufmann riesce comunque a gestire. Irshara,
Pirchler, Kaufman, Hilber, ha intercettato Balata che poi frena, fa correre Bonnet che tira forse con troppa fretta da lontano quando forse poteva rendere palla a Balata, che sarebbe andata al tiro indisturbata contro il portiere di Brunek. Kaufman, Pirchler, Maurberger, servizio per Kaufman, poi Pirchler, muovono palla centrale e terzini di Brunek, non trova l'abbrivio per il tiro Hilber, poi palla troppo arretrata, Pirchler si impegna ma non riesce a tenerla in campo. Nel frattempo rimessa che arriva un po' più tardi del previsto perché il pallone era praticamente finito negli spogliatoi. Gestisce l'attacco come di consueto Irene Polo, non si è vista per ora Gloria D'Oro, sicuramente tra le migliori in casa Lions in questi 2 giorni. Arriva il gol di Eichner, 2 per lei quest'oggi, 18 nel torneo. Abbiamo detto difficilmente qualcuno riuscirà a insidiare Galarios, che ne ha segnati 26. La più vicina è la sua compagna di squadra Poskute, a quota 20. Ha monopolizzato tutto il Pacheco. Rivetti nel frattempo, Rami con un'altra ottima parata. Deviazione di Polo che concede l'angolo a Brunek. Va a chiudere nel miglior modo possibile la squadra di Pastor. Kaufman, Pirchler, Maurberger, tocca palla anche Kostner, poi Pirchler, difficile da fermare quando prende la rincorsa. Difesa Lions un po' troppo passiva. Applausi per Pirchler. Ultimi 10 e 45 di partita e torneo. Rivetti, il taglio di Polo, fermata da Eichner. Il tiro di Polo a bersaglio. 23-14. Ora Pirchler per Kaufman, palla schiacciata a terra che non trova Kostner. Riparte la squadra di casa con Porcu, poi Rivetti, Polo, Scanu. Rivetti, Scanu, palleggio del capitano che poi finge di andare da una compagna, trova il fondo della rete. Altro time out al Palasantoru, stavolta lo chiama Leo Sartori. 23 Brunek, 15 Lions, time out in campo, altra piccola pausa anche per noi.
23 Brunek, 15 Lions. Con questo risultato rientrano in campo le squadre dopo il time out chiamato da coach Leo Sartori, e noi a entrare in cronaca diretta per raccontarvi l'azione offensiva della formazione giallonera, con la palla che ora transita tra le mani di Steger passando per quelle di Offer. Si alza da lontano Pirchler, Porcu salvata dalla traversa, poi Bonnet per Rivetti, doppio palleggio, altra palla persa un po' banale per la squadra sassarese. Ora Pirchler, Steger per Kaufmann, sale e riceve Kostner, che poi si rituffa sui 6 metri. Pirchler ancora da lontano, tiro schiacciato a terra che trova la deviazione del muro, motivo per cui il gioco ripartirà dall'angolo dalle mani di Offer. Pirchler, Steger ha scambiato con Kaufmann, ancora il numero 39, il palleggio ora di Steger, palla che arriva in ala per il tiro a bersaglio di Offer. 6 gol per lei quest'oggi, che ne aveva realizzati 2 nelle precedenti 2 gare. Nove di ritardo per Sassari dopo più di 8 minuti al termine. Rivetti, Polo, Poddighe, Scanu, forse con un passo in più. Rivetti interviene fallosamente su di lei Offer. Scanu, Polo, pallone un po' arretrato per Scanu, perde un po' di ritmo, l'attacco Lions, poi non una bella palla di Rivetti per Masia. Pirchler, Steger, Kaufmann continuano a far girare palla, anche a giocare un po' col cronometro per quanto consentito dal regolamento le ragazze di Sartori. Steger per Pirchler, altra deviazione del muro, altro angolo per Brunek. Riceve Pirchler, Steger per Kaufmann, palleggio del numero 17, poi forza al tiro Kaufmann, in 2 tempi Porcu. Rivetti, Polo, Scanu, tanto spazio in palleggio per Scanu che non pensa neanche per un attimo al tiro, brutta incomprensione con Rivetti. Serie di palle perse, non delle limpidissime fasi di pallamano. Sassari che ora attacca con Polo, Rivetti apertissime sulle ali, Poddighe a sinistra e Masia a destra. Bonnet cerca la posizione ora tra prima e seconda, sale il numero 22. Rivetti, Scanu prova a liberarsi dalla attenta guardia di Kaufmann. Intervengono gli arbitri, possesso ancora per le ragazze in maglia verde. Porcu, anzi Polo, scusate, la parata di Rami, ma prima un altro intervento dei direttori di gara. Scanu, Poddighe per Scanu ai 9 metri, ancora una volta neanche pensa al tiro Scanu, poi Polo accompagnata all'uscita da Pirchler, che è più o meno la sua custodia. Scanu, Polo, Rivetti, pallone per Scanu che ancora una volta rischia di perderlo. Gara che si trascina stancamente verso l'epilogo. Sale Scanu che probabilmente dovrebbe pensare un po' più spesso a tirare in porta. 6 gol per lei, 16 di squadra per Sassari.
Steger, Kaufmann, campo ora per Leitner, qualche minuto per lei nel primo tempo. Fa il tiro di Kaufmann sul muro, poi palla che arriva in qualche maniera dalle parti di Porcu. Rivetti, bella presa di posizione qui di Bonnet. Bonnet che si avvicina alla doppia cifra di gol nel torneo, con questo sono 9. Qua non simpatico l'intervento di Rivetti su Leitner, 2 minuti automatici per il numero 30 che ha letteralmente livellato al suolo l'avversaria. Intervento, l'abbiamo detto, non troppo piacevole da subire all'altezza del collo. L'allontanamento temporaneo è la logica conseguenza di quanto accaduto. Kaufmann, Steger, Hofer, il palleggio di Leitner, poi Kaufmann, forte Polo, 9 metri battuto da Kostner. Steger a scambiare con Kaufmann, palla un po' alta e poi tiro rivedibile di Hofer. Tre minuti e spiccioli al termine. Bonnet, Polo, Scanu, sale, riceve Poddighe, Scanu, Polo, bene con lo scavalcamento, 7 metri Lions. Applausi per Polo, che piccola è, ma non è neanche timida, sarà proprio lei a cercare la gioia personale dai 7 metri in quello che sarebbe potuto essere il quinto gol della sua partita. Soddisfazione negata da Rami. Tanto il tiro di Kaufmann, Porco in qualche maniera, arbitri che trattengono il fischio. Bonnet, Polo per Scanu, si fa vedere Poddighe, Scanu mette palla per terra in 9, poi Polo, probabilmente una testata sul mento per Hofer, subita involontariamente, chiaramente testata involontaria, scusate, subita dalla piccola e spigolosa Polo. Rivetti cerca il secondo palo, trova solo il fondo del campo. Rami per Steger per una delle ultime azioni della partita. Fermata Leitner da Rivetti. Steger, Leitner, Kaufmann, il palleggio di Steger, poi Hofer, serie di incroci che favorisce la ricezione di Kaufmann. Porcu disinnesca la sua conclusione. Bonnet per Poddighe che non controlla. Steger, Kaufmann, Hofer, Leitner, poi Milesi tira da fuori Kaufmann, altra parata di Porcu, scappa via Bonnet che riesce a controllare, tiro di Bonnet parato da Rami. E allora l'ultima palla della partita è per la squadra di Sartori.
chiama palla Kostner, non la riceve, un po' egoista qui Leitner che voleva segnare il primo gol del suo torneo, rimessa al lato. 2 secondi per l'ultimo tiro, lo cerca Kaufmann, suona la sirena al Palasantoru, è finita. Brunek Lions, ha vinto Brunek 24-17, il risultato finale in favore della squadra di Leo Sartori, che così trova la seconda vittoria del suo torneo, chiudendo al secondo posto la manifestazione, la quinta edizione la Sardegna Handball Cup vinta dal Paceco. Al terzo posto chiude Taufers, all'ultimo la squadra padrona di casa allenata da Azuki Pastori. Io ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno accompagnato in questa 2 giorni di pallamano iniziata ieri mattina alle 10 e appena conclusa. Si ricordo per l'ultima volta il risultato finale della partita: Brunek 24, Lions 17. Il Paceco vince la 4ª edizione della Sardegna Handball Cup. Grazie ancora ad Andrea Farris, un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Directasport.it.